Buongiorno da Giulio Cainarca. Da Antonio Verna, buongiorno. Buongiorno a coloro che sono all'ascolto, e come abbiamo già anticipato stamattina in rassegna stampa, la prima parte di Onda Libera, almeno fino alle 11:30, si occupa di una vicenda della quale ci siamo occupati da anni, e la strage di alla luce di quello che abbiamo anche letto appunto in rassegna stampa, e che senz'altro avrete già visto, la notizia è quella della presentazione presso la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano di una richiesta di assunzione di prove finalizzata a proporre un'istanza di revisione per la vicenda appunto che è nota come la strage di Erba. Oggi, se cercate notizie sui quotidiani online relativamente a questo fatto, troverete ampio riferimento a questa iniziativa legale. Tramite il suo avvocato Azouz Marzouk propone questa richiesta e chiede appunto un'assunzione di una serie di prove. Poi ne parleremo in dettaglio e parleremo anche con lui a partire dalle 11, nonché con Luca Dauria, che credo che già conosciate ampiamente. E che saluto. Buongiorno Luca, noi ci diamo del tu, certo, ormai di uno stratificato pluriennale rapporto che esula anche dalla tua professione legale ormai, visto che molti ti conoscono come voce di questa radio, no? Certo, per altri motivi. Certo. Qui stiamo parlando però della tua attività legale, diciamo ufficiale, legale, in quanto avvocato appunto di Azouz Marzouk. Poi ci illustrerai, Luca, prima di poter parlare alle 11 appunto con lo stesso Azouz, ci illustrerai il senso e i dettagli di questa iniziativa legale, che viene depositata presso appunto la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano. Abbiamo letto stamani alcuni articoli sui giornali. La sostanza è, spiegacela tu, il cuore concettuale, e poi entriamo nei dettagli di questa richiesta, che riassumo grossolanamente in maniera non precisa e non tecnica, poi sarai tu a renderci invece più chiaro il tutto. Si basa su un principio di fondo, mi sembra, no? Tu, in quanto legale avvocato, diciamo, di Azouz Marzouk, dici: il mio assistito nel suo diritto alla verità, a conoscere la verità delle cose, è stato fondamentalmente leso da una cosa, cioè dal fatto che Olindo e Rosa abbiano confessato di essere stati loro gli autori della strage, sulla base però di una confessione, con una confessione che sostanzialmente è falsa, per una serie di motivi che sono stati elencati in primo luogo a suo tempo dalle difese, che sono stati poi arricchiti da una serie di inchieste giornalistiche e che sono evidenti anche dal punto di vista della persona offesa, perché Marzouk è tale, no? Quindi lui dice: io sono stato leso nel mio diritto alla verità dal fatto che questi due hanno fatto una confessione falsa, ci sono autocalunniati, cioè si sono macchiati, tra virgolette, del reato di autocalunnia, per i motivi che sappiamo o non sappiamo, insomma per quelli che abbiamo ricostruito. Però in sostanza io sono stato danneggiato da questa loro autocalunnia, e le prove dell'autocalunnia stanno in una serie di elementi per i quali si richiede ancora una volta l'assunzione di audizioni, ma anche di prove e acquisizione di altre prove. Questo è il succo, mi sembra, dell'istanza, o no? Poi c'è altro naturalmente, quindi le cose stanno così in sintesi? Sì, in sintesi stanno così. Secondo me potremmo aggiungere qualcosa che potrebbe rendere un po' più interessante questo atto, perché è vero quello che tu hai detto, ma i punti fondamentali secondo me sono due. Il primo era quello di trovare una chiave di rilettura, quindi di revisione, no? Che non fosse quella classica,
cioè bisogna trovare la nuova prova, la nuova prova che è tanto nuova e tanto forte da distruggere una sentenza passata in giudicato. Questo era il primo aspetto, e quindi la prima chiave di lettura è un modo diverso di agire in sede di revisione, e questa è la frode processuale, che è un altro caso di revisione oltre a quello del ritrovamento della nuova prova. Che cos'è la frode processuale? Quello che hai detto tu, cioè lo scoprire che all'interno del procedimento una prova determinante è falsa, no? Questo che cosa permette? Permette sì quello che tu hai detto, cioè di porre Azzuz, diciamo, come vittima non solo della strage, perché è morta il suo bambino, è morta sua moglie, è morta sua suocera, sono morti i vicini di casa, ma di spostare l'attenzione da Azzuz e poter dire che la giustizia è stata vittima, perché se io introduco una prova falsa in un processo, la prima vittima di quel falso è il risultato processuale. Quindi cos'è il risultato processuale? È il libero convincimento del giudice, cioè il fatto che il giudice viene violato nella sua ricostruzione, perché se il giudice ha 5 prove di cui la principale, e non si può dire che la confessione non sia la prova principale in ogni processo dove c'è la confessione, beh, è chiaro che il suo libero convincimento, che pure è regolamentato da tutta una serie di norme di diritto complesse e complicate contenute nel codice di procedura penale, che lo dovrebbero mettere in allarme, ma come la prova del DNA, la testimonianza di un'altra persona, non mi portano, diciamo, istintivamente sulla base della ricostruzione processuale a dire sì, quelle confessioni sono vere, anzi dovrebbero essere il riscontro per verificare le confessioni. Però è talmente forte l'imprinting che ha la confessione che tutto il sistema giustizia, limitatamente al caso specifico, però viene violato, no? Per cui giustissimo quello che dici tu. Mi permetterei di dire che il salto rispetto a un normale, tradizionale sistema, istanza di revisione è quella che si dice è la giustizia che è stata tradita attraverso delle confessioni che sono false. Sono false perché ce lo dicono i giudici che sono false. Lo dicono i giudici in secondo grado, no? Lo dice il giudice di secondo grado. La Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Assise d'Appello di Milano. Ma qual è la cosa più interessante? Che la Corte d'Assise di Como, cioè il primo grado, il primo giudice, dice espressamente che quelle confessioni sono perfettamente rispondenti agli elementi di fatto, quelli che abbiamo detto che gli dovrebbero fare da verifica, da elementi di verifica, e le confessioni dei due accusati sono sovrapponibili l'una all'altra, nel senso che ciascheduno ha raccontato quello che ha raccontato l'altro, quindi sono credibili. La Corte d'Assise d'Appello ribalta, quindi riforma la sentenza su questo punto e dice che invece le confessioni effettivamente sono piene di errori, ma attenzione, questi errori, e quindi già qui uno dice beh, ma allora non sono veritiere, ma poi ci dice che sono false, perché aggiunge la Corte d'Assise d'Appello di Milano. Tutte questi elementi non veri sono stati detti dagli accusati Rose e Olindo al fine di tenersi la via di fuga processuale, cioè la ritrattazione, cosa che poi infatti è puntualmente avvenuta, che loro hanno ritrattato.
Quindi se io il 10-11, non mi ricordo cos'era, gennaio del 2007, confesso male, inventandomi degli elementi con errori, perché in quella data già voglio precostituirmi la via di fuga che prenderò da lì a, non mi ricordo le date, ma potremmo dire certamente 6 mesi, cioè l'udienza preliminare, forse anche un anno. Beh, insomma, più falso di così. E perché è doppiamente falso? Questo nel ricorso non c'è, perché la Corte d'Assise d'Appello non l'ha detto, ma atteso che è stato fatto tanto clamore da voi alla radio e dall'avvocato Schembri nella difesa di Rose Olindo di una circostanza molto interessante, cioè che immediatamente prima delle confessioni loro, chiusi nella stanza e intercettati con intercettazioni ambientali, continuano a dirsi che non sanno perché sono lì, loro che non c'entrano niente. Beh, allora verrebbe da pensare che forse anche quell'intercettazione è manipolata, o meglio è manipolata. Rose e Olindo hanno volutamente lasciato traccia di quella chiacchierata, con quella chiacchierata. E anche qui ne abbiamo un'ulteriore prova che non c'è nell'atto perché non è stato ratificato da una sentenza, ma la Corte d'Assise di primo grado dice che Rose e Olindo, per timore di farsi sfuggire qualcosa contro di loro, nei giorni immediatamente successivi alla strage in casa non parlano, no? Poi si scoprirà non che non parlano, che non ci sono le intercettazioni, che partono da una certa data successiva e da lì invece ne parlano continuamente dicendo che chissà chi è stato, non si può capire, speriamo che lo becchino, no? Quindi un altro elemento per cui questo dire di Rose Olindo, che sia il non dire in casa, che sia il dire che non c'entrano niente nella stanzetta di sicurezza, che il dire siamo colpevoli, beh, allora è tutto orchestrato, e se è tutto orchestrato è evidente che questo che è tutto finto, è un processo di questa portata gigantesca, e qui sta la frode processuale, e qui sta la frode, cioè la frode nei confronti del processo, cioè della giustizia, sì, è il ragionamento, certo, no? Cioè del corretto esercizio del processo. Sì. Uno potrebbe però argomentare, perché l'argomentazione della Corte d'Appello è questa qui: i due vistisi spacciati non potevano sfuggire ormai alle maglie della giustizia, a quel punto confessano, ma confessano sbagliato apposta per precostituirsi appunto una via di fuga in futuro, no? Questo credo che sia il ragionamento che fa la Corte d'Appello. Per quanto possa apparire assurdo e paradossale, una persona normale che sarebbe portata a pensare meglio non confessare se vuoi precostituirti una via di fuga piuttosto che confessare. Però non lo so se il ragionamento è stato quello, no? In secondo grado. Loro si sono visti spacciati, confessano, però confessano male per potersi poi in futuro, il che però contrasterebbe anche con quanto poi dicono al loro psichiatra, no? Allo psichiatra Picozzi nel famoso video, o no? Allora, a me vengono in mente 3 considerazioni a proposito di quello che tu dici. Allora, la prima è una considerazione di tipo giuridico. Il processo inquisitorio, cioè quello diciamo medievale o subito post medievale, aveva una caratteristica, ma una caratteristica diciamo epistemologica, di scienza, non una caratteristica di chiacchiera, che l'inquisitore comunque arrivasse a ritenerti colpevole se parlavi, perché parlavi, se non parlavi, perché non parlavi, se dicevi che eri colpevole perché avevi detto che eri colpevole, se dicevi che eri innocente perché ti precostituivi l'innocenza ma in realtà eri colpevole. Questa è la prima considerazione. La seconda e la terza sono un po' più pop e si riferiscono a 2 trasmissioni andate in onda su questi temi. Una
quella delle Iene e una a cui ho partecipato ieri sera a Tele Lombardia. Sì. Quella di ieri sera è interessante perché c'era ospite una soubrette di colore di qualche anno fa che è stata in carcere e il conduttore, perché lei è stata anche a Bollate, quindi ha conosciuto Rosa, e il conduttore le ha chiesto ma senti, com'era Rosa in carcere? Le parlavi? E lei ha detto: ma guardate, devo dire che io ero cuoca, per cui avevo contatto con tutti, però proprio con Rosa non si riusciva a parlare e anche le altre detenute lo dicevano, perché povera Rosa è totalmente incapace di, lei ha detto, distinguere il soggetto dal verbo e dal complemento oggetto. E voglio dire, lì in occasione di questa trasmissione televisiva si è immediatamente detto: beh, ma come fa ad aver confessato dopo tutto quello che stiamo raccontandoci, no? Le confessioni preordinate male, e questo fondamentalmente è il tema. Il tema è questo: com'è possibile che questa donna e il suo marito, lei totalmente analfabeta e lui poco più che analfabeta, abbiano addirittura architettato una cosa così? Questo è un altro punto. Poi c'è anche un'altra cosa di cui parleremo, non so se riusciamo a parlarne oggi, perché accanto a questo atto depositato alla procura c'è anche una nota aggiuntiva che ci apre un'altra serie di questioni che ha a che fare con una richiesta anche qui abbastanza interessante, quella di sottoporre tutta la questione a un metodo, diciamo così, di vaglio e di verifica algoritmico, giusto? Sì, sono i giorni del Salone del Mobile a Milano, è stata presentata da Philip Stark la prima sedia costruita con un algoritmo. Sembra una battuta, però è l'epoca dell'intelligenza artificiale. Vorrei solo dire, per tornare al giuridico, che negli Stati Uniti l'intelligenza artificiale, quindi l'algoritmo fondato ovviamente su regole di logica giuridica e processuale, non sul modalità di costruire la sedia, è già utilizzato. E una ricerca del New York Times ha testimoniato addirittura che le libertà su cauzione, cioè durante l'indagine, sono più garantite e garantiste se sottoposte all'algoritmo piuttosto che ai normali criteri di valutazione della prova da parte del giudice ordinario. Per cui, perché no? Nel senso, ci sono una serie di prove, nell'atto se ne utilizzano ad esempio 3, ma veramente a titolo di esempio, in cui il codice di procedura penale richiede un ragionamento estremamente rigoroso e logico, si dice un ragionamento induttivo inferenziale. L'algoritmo è un sistema che questo tipo di ragionamento lo esalta, perché vuole domande e risposte secche, cioè chiuse. La risposta deve essere sempre o vero o falso, 0 o 1, no? A quel punto il ragionamento indiziario si adatta perfettamente a questo tipo di prova e quindi può essere trasferito in un algoritmo. Se ne sono fatti qui 3 esempi rispetto a 3 prove inerenti a questo procedimento. E che cosa si dimostra? Si dimostra che se si ragiona con la metodologia più pura di logica giuridica trasferita nell'algoritmo, a quel punto la prova avrebbe avuto una valutazione o una considerazione completamente diversa da quella che è stata fatta. Quindi, per tornare al discorso iniziale, le confessioni non avrebbero avuto riscontro in questi 3 elementi di prova presi ad esempio. Ora, poi magari ne riparliamo, intanto abbiamo un piccolo stacco e poi dovremo essere in collegamento anche con Asud Marzouk.
casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Allora, torniamo in onda e io do il benvenuto e il buongiorno anche ad Azuz Marzouk che è in collegamento con noi. Buongiorno Azuz, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Abbiamo appena iniziato con il tuo avvocato, con l'avvocato Luca Dauria qui in studio, a parlare di questa istanza, di questa richiesta che è stata presentata alla Procura Generale di Milano. Sommariamente l'elenco cosa si chiede, poi i motivi per cui lo si chiede avremo modo magari di specificarli anche in un'altra trasmissione. Oggi abbiamo mezz'ora e si chiede sostanzialmente di ascoltare lo stesso Azuz Marzouk, si chiede di ascoltare tua mamma Azuz, che a suo tempo aveva dichiarato una serie di cose interessanti e mai approfondite a proposito del fatto che Olindo e Rosa non fossero i colpevoli, gliel'aveva detto una persona che l'aveva raggiunta. Si chiede di ascoltare l'avvocato Troiano, che era il difensore d'ufficio di Olindo e Rosa. Questo, se posso, sì. Questo è stato richiesto proprio in virtù della centralità delle confessioni, che secondo noi sono un'autocalunnia, perché nel rispetto del segreto professionale però l'avvocato potrebbe raccontare come sia possibile che i due interrogatori da cui poi hanno trovato scaturigine le confessioni fossero stati fatti in stanze diverse lo stesso giorno alla stessa ora. Quindi con la presenza o di qui o di là doveva essere l'avvocato, non poteva essere contemporaneamente presente, no? Questo è il punto. Sì. Tra l'altro va ricordato che il giorno 8 gennaio, il giorno dell'arresto, loro si proclamano innocenti. Abbiamo mandato in onda anche qui le interrogatori. Sì. Dopo 2 giorni e dopo essere stati raggiunti da alcuni carabinieri che ammetteranno di essere stati lì non per 2 minuti per prendere le impronte, ma delle ore, e aver assistito addirittura alle confessioni, cambiano opinione radicalmente. Lo fanno per un calcolo, per tagliare le gambe al toro, il male minore, quello che abbiamo sentito nelle intercettazioni. E di qui l'autocalunnia. E da qui l'autocalunnia e quindi il danno, cioè la frode alla giustizia, ma anche il danno ad Azuz Marzouk, il quale cerca la verità. Azuz dice: questi due, confessando, diciamo, con frode processuale, hanno frodato la giustizia, ma hanno frodato, cioè hanno danneggiato anche me, che mi hanno impedito di avere la verità. Lui come tutte le altre vittime di questa vicenda. Come tutte le parti lese, diciamo. Allora si chiede ancora di ascoltare l'avvocato Gabrielli, che era l'avvocato difensore di Mario Frigerio. Si chiede di ascoltare il comandante appena andato in pensione con grande tripudio e festa a Erba, della caserma dei carabinieri di Erba, il luogotenente Luciano Gallorini. Dopo 36 anni è andato in pensione l'altra settimana. Si chiede di ascoltare Andrea Frigerio, figlio di Mario Frigerio, il dottor Cetti, che ha ascoltato Mario Frigerio proprio a ridosso del suo cambiamento di opinione, perché Frigerio dice in un primo momento che il suo aggressore è uno sconosciuto, non è di qui, non l'ho mai visto, e poi cambia opinione. Il giorno prima, 2 giorni prima, viene ascoltato in letto di ospedale, dove è intercettato ambientalmente dal professor Cetti, però purtroppo quelle intercettazioni mancano, come ne mancano tante altre rilevanti, in giorni rilevanti, su Mario Frigerio. Si chiede di ascoltare il brigadiere Carlo Fadda, che poi alle Iene, su Italia 1, rivelerà che tutte le anomalie di quella famosa traccia genetica, che probabilmente neanche c'è, lo ammette lui, non è risultato niente dalle fotografie fatte sulla macchina di Olindo per individuare la macchiolina di sangue della signora Cherubini che inchioderebbe o avrebbe inchiodato Olindo, e non si capisce perché Rosa. Si chiede di ascoltare un Ben Brahim Cenkum, che è il
testimone tunisino oculare della scena immediatamente successiva alla strage, dei momenti successivi, così come il cittadino di Erba che abita di fronte alla casa della strage, Fabrizio Manzeni, quale va a scuotere la tovaglia e vede le cose sostanzialmente le stesse che vede Ben Brahim Cenkum, il quale poi non verrà sentito benché si sappia dov'è, perché poi si scoprirà, l'abbiamo scoperto adesso, che lui era in carcere, quindi si poteva anche raggiungere e poteva testimoniare già in primo grado a Como. Si chiede ancora di acquisire le intercettazioni di Carlo, Pietro e Beppe Castagna e di ascoltare di nuovo Pietro e Beppe Castagna, quest'ultimo mai ascoltato dalle autorità giudiziarie inquirenti. L'acquisizione dell'intero girato della trasmissione Le Iene e una perizia su alcune intercettazioni mai tradotte relative a una coppia di cittadini siriani che abitavano proprio sotto l'appartamento teatro della strage. E tutte le intercettazioni anche di un altro procedimento penale in cui Azouz Marzouk era coinvolto. Per ognuna. Queste sono tutte le sono 17 richieste probatorie. Sì. Per ognuna di queste richieste probatorie è dedicato nell'atto a firma di Azouz Marzouk è dedicato un paragrafo. L'unica richiesta probatoria che doveva essere la 18ª e che ne è restata fuori è quella dell'analisi dei reperti residuati, perché è una vicenda che riguarda direttamente la difesa di Rose Olindo e quindi non si è voluto entrare in un tema sul quale già c'è una questione processuale aperta con decisioni della Corte di Cassazione, del Tribunale di Como e ricorsi della difesa. Ne abbiamo parlato l'altro giorno. Sugli altri elementi di prova c'è un paragrafo specifico per ognuno. Per esempio, clamoroso è quello di Cenkum, che fa la descrizione che tu dicevi. Che sia vera o non vera non importa, anzi, bisogna capire se sia vera, e se non sia vera a maggior ragione perché non è vera. Cioè, quello che ha spinto Azouz e me a depositare questo atto è proprio il concetto di arrivare a capire se questi dubbi aporie che la Cassazione ha detto esserci sono veri o non sono veri e in che senso vanno. Allora, Azouz, se oggi si apre un giornale o una pagina internet si trovano un sacco di riferimenti a quello che tu hai dichiarato ieri sera a Tele Lombardia, no? Molti titolano così: Azouz chiede la revisione del processo, so chi è il colpevole, chi ha ucciso mia moglie e mio figlio, una persona che conosco, Rose Olindo non c'entrano. Io non ti faccio nessuna domanda su questo, come al solito però ti do la possibilità di dire quello che vuoi in relazione anche ai 17 punti, alle 17 richieste di cui abbiamo parlato prima e a questa richiesta di assumere determinate prove fatta alla Procura Generale. Dimmi tu, Azouz, qual è la cosa che ti ha indotto di più a fare questo atto, diciamo così, o le cose che ti hanno colpito di più in tutta questa storia. Sul so chi è il colpevole, di quello che vuoi, perché questa qui, come sai, è una trasmissione nella quale, e questo lo dico, lo ricordo superfluamente, ma lo devo ricordare, che fin dall'inizio questa trasmissione qua era stata aperta a tutti, compresi la famiglia Castagna, che oggi ha dichiarato tramite l'avvocato Tagliabue che insomma siamo abituati a queste cose di Azouz Marzouk, siamo diciamo disgustati da una parte e rassegnati dall'altra a quello che tu hai dichiarato. Quindi io ti do la parola e tu dici esattamente quello che vuoi, così come l'avevo data a Pietro, Beppe, Castagna, chiunque voleva intervenire, i figli di Frigerio, l'avvocato di Frigerio Gabrielli, eccetera, ma nessuno ha mai voluto intervenire, per cui se vogliono la porta è aperta per tutti, ovviamente, no? Così come è aperta per te, perché qui stiamo facendo un'opera che va a beneficio un po' di tutti, perché come giustamente ha messo in luce Luca Dauria, qua la frode è stata fatta alla giustizia, a un meccanismo processuale che alla fine ci riguarda tutti, perché come cittadini abbiamo tutto l'interesse che la macchina della giustizia funzioni e non metta in galera due innocenti, no? E faccia verità per chi è sopravvissuto a una strage così orribile. Quindi Azouz, l'ho fatta fin troppo lunga, la parola a te. No, tranquillo. Soltanto che vorrei dire soltanto una cosa, che credo che gli appunti che ha presentato il mio avvocato Luca, che credo che
un qualsiasi giudice, un qualsiasi magistrato di sorveglianza, un qualsiasi pubblico ministero, quello che sia, no? Se leggi bene le carte è veramente interessato a far luce su questa vicenda qua, non ci penserà due volte a riaprire il processo, perché come lui ha precisato, per ogni elemento che ogni richiesta che ha fatto, lui ci ha messo un paragrafo dove diciamo chiarisci perché ha chiesto che quella prova o quella persona venga sentita o quello che è, capito? Quindi diciamo che io in tutti questi anni ho dimostrato di combattere per poter avere giustizia per i miei cari e anche per la mia vicina di casa, anche per il mio vicino di casa che è scomparso, e credo che sia giusto che tutti abbiano giustizia. Io non colpevolizzo il Frigerio per la sua dichiarazione, perché anche lui è una vittima, come ho detto in precedenza, è stato una vittima, no? Sì. Quindi poi per la dichiarazione che so chi è stato e di là chi ha ucciso, ma quella registrazione è stata comunque di 4 mesi fa o 3 mesi fa, quella che è stata mandata in onda ieri. E poi per precisare io ho detto se leggete bene le carte capirete chi è stato l'interessato a decidere i miei familiari. Era quello che intendevo dire, ok? Sì. La cosa che più, diciamo, ti ha convinto, diciamo, in tutti questi anni del fatto che le cose non tornavano, qual è stata? Qual è stata la radice? Perché tu l'hai manifestati i dubbi fin da subito, no? Poi c'è scritto anche in questo atto per una sorta di mia convenienza, perché ti hanno messo alle strette, tu l'hai raccontato, no? Qual è la cosa? Mi hanno messo nelle condizioni, insomma, di fare una scelta brutta, io l'ho fatta. La costruzione dei fatti, come sono andate le cose quella sera lì, come l'hanno fatta la procura di Como, no? Magari il pubblico ministero quando ha fatto la dinamica, come sono andate le cose in quella sera lì, no? Dopodiché leggendo le carte, io vedendo le tracce, tutto il resto, hai capito? Iniziando a fare tra parentesi le mie indagini personali, ho iniziato a capire che non combaciano, le cose non combaciano, non vanno, ci sono parecchi punti. Tra cui il primo, che io insisto che in tanti non si ricordano magari, che quelle tracce da schizzo di sangue di Raffaella sulla porta dietro, non di fronte, che fa capire che lei, la persona che ha colpito Raffaella, era già dentro casa. Sì. Già si parte di qua. Dopodiché tutte le contraddizioni nei verbali della famiglia Castagna. Dopodiché tutto il percorso di questi anni, tutto quello che sta succedendo per ostacolare tutti noi a riaprire il processo. E per ultimo la distruzione dei reperti che ci sono nella procura di Como, che prima che si pronunciasse la Cassazione, il giorno stesso si sveglia questo cancelliere qua, gli viene, non lo so cosa gli viene in mente, va e distrugge le prove. Queste sono delle conferme dei miei dubbi. Tra l'altro, diciamo oggetti che teoricamente avrebbero dovuto restituire proprio a te, perché appartenevano a tua moglie e a tuo figlio. Oltretutto. Un'altra cosa, Aduzza, qui si chiede anche l'audizione di tua mamma. Noi abbiamo ricordato sommariamente che la tua mamma era stata avvicinata da una persona alla quale le aveva detto che non erano Lindo e Rosa i colpevoli, no? Ho incontrato questa persona qua, ma lui parla di ha un'altra tutta sua teoria, non è una persona diciamo affidabile. Affidabili, no, non affidabili. Non è una persona che si è fatto la sua tesi, capito? Sì. Non è una cosa che veramente lui accusa una forza politica e tutto un casino, capito?
Quindi diciamo non è uno che sa qualcosa di preciso, è una sua teoria. No, non sa niente, lui ha vissuto in Italia, ha visto il caso, di là di qua si ha fatto la sua tesi, tutto e basta. Ok, mentre invece ben diverso è il caso di Ben Brahim Cenkum, questo è il nome con cui compare agli atti, diciamo, perché questa persona tu l'hai conosciuta, l'hai accompagnata direttamente dai carabinieri e ha detto delle cose ben precise. La cosa molto grave... Ha riconosciuto il Pietro Castagna in persona, che ha visto quella sera, l'ha incontrato, non sapeva chi è lui, prima di tutto, non conosceva chi è che è lui. Lui mi ha detto, ecco, questa è la persona che ho visto quella sera lì. E l'ha vista in E caserma. l'ha detto ai carabinieri. L'ha vista in caserma nel momento in cui tu l'hai accompagnato a dire le cose che ha visto, perché ha detto quella sera io ho visto determinate cose, tra cui una persona che poi casualmente quel giorno era sentita dagli inquirenti ed era Pietro Castagna, no? Che lui vede lì e dice è proprio lui quello che ho visto quella sera. E lo ha ribadito anche alle Iene, no? Recentemente, perché è stato recuperato anche dalle Iene e ha ribadito proprio questa cosa, sono pronto a parlare. E il fatto strano è che questo suo signore, diciamo, non sia mai stato ascoltato. Intanto il fatto strano viene da subito, perché lui va a fare 2 deposizioni, l'ultima mi sembra il giorno di Natale, il 25 di dicembre del 2006, però la sua testimonianza viene tenuta nel cassetto, cioè non viene mandata alla procura di Como, viene tenuta nascosta fino a quando i 2, Olindo e Rosa, non confesseranno. Perché già lì secondo me si stanno già organizzando, hanno già trovato il modo di incastrare chi, perché come si dice è più facile trovare il colpevole, colpevolizzare una persona che trovare il colpevole, come si dice, capito? Sì, tu dici più facile trovare, diciamo così, costruire una pista che non indagare sul serio. Sicuramente, è più facile. Questa è la tua valutazione delle cose. E in ogni caso questa testimonianza è importante perché in un fatto del genere uno che vede il testimone oculare, cioè uno che vede direttamente i fatti, è sicuramente rilevante. Oltre alla tua testimonianza, Giulio, oltre alla tua testimonianza, stiamo parlando anche di audio, di file audio, di intercettazioni del signor Frigerio. Stiamo parlando di parecchie cose, di parecchi elementi. Parecchi sono gli elementi. Stiamo parlando anche dell'urlo che sia stato sentito dal vigile del fuoco, il mio vicino di casa, che ha sentito l'urlo e l'ha confermato pure il Frigerio di sua moglie, che gridava aiuto, aiuto, invece il taglio che ci aveva lei non le permetteva di urlare, di essere sentita, hai capito? Certo, questo vuol dire ovviamente che gli assassini erano ancora là quando i soccorritori erano già arrivati. Poi la sua traccia, la traccia della Cherubini che si è trovata nel balcone di casa mia. Sì. Nel corridoio. Sì. Quindi la via di fuga è il balcone, sicuramente. E questo concorderebbe benissimo anche con quello che vede Fabrizio Manzeni, che abita di fronte alla corte dall'altra parte della strada, e con quello che vede anche Ben Brahim Cenkum. 3 persone in quella strada lì. Tutto un insieme di cose. Noi adesso sai cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare. Ok? Noi stiamo combattendo, adesso l'abbiamo fatto con un atto giudiziario, una richiesta alla Procura Generale di Milano di poter riesaminare e riaprire il processo. Noi abbiamo fatto tutto il resto. Adesso tocca soltanto alla Procura che arrivi alle mani giuste, alle persone giuste, che non pensano che sia loro pensano sicuramente che la giustizia verrà colpita italiana se questo caso veramente è stato mal gestito e tutto il resto, però dobbiamo pensare che ci sono 2 persone che magari sono innocenti in carcere, prima di tutto. Seconda cosa, ci sono state ammazzate 4 persone, tra cui un bambino di 2 anni, 3 mesi, 2 giorni, ok? E c'è un papà che sta cercando a tutti i costi di far luce su questa cosa qua. Ogni persona, io faccio questo appello qua. Sì. Non ti sentiamo più, Azuz. Non so se è caduta la linea
o cosa, vediamo di recuperare il collegamento telefonico, ma nel frattempo, visto che abbiamo 10 minuti, io vorrei anche magari sentire qualche telefonata. Se qualcuno vuole intervenire lo può fare in questi 10 minuti, o se qualcuno vuole mandare un messaggio, altrettanto lo può fare via SMS oppure via WhatsApp al 346 64 27 756. Lo ripeto, adesso intanto cerchiamo di ricontattare anche Azouz Marzouk. Se volete parlargli direttamente potete farlo in questo momento. 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta. Ma questa vicenda la conoscete se siete ascoltatori di questa trasmissione da tempo. Chi vuole parlare con Azouz Marzouk lo può fare. Azouz, mi sono permesso di aprire le linee telefoniche per questi minuti che ancora ci rimangono. Se sei ancora con noi, se sei ancora con noi, Azouz. Pronto, Azouz, ci sei? Io non sento nulla. È ricaduta la linea. Allora lo richiamiamo e intanto riapriamo le linee per chi vuole intervenire. 02 66 20 35 29 oppure 346 6427 756 per chi vuol mandare un SMS oppure un WhatsApp. Se ci sono chiamate le passiamo subito e poi ripristiniamo il collegamento con la Tunisia. Pronto? Pronto, salve. Buongiorno. Sono Michele Caruso. Vabbè, Michele Caruso, mi spiace ma qui c'è una pregiudiziale sul tuo nome. Mi spiace, te la sei guadagnata tutta. Intanto abbiamo di nuovo con noi, credo, Azouz Marzouk. Speriamo che la linea tenga. Stavo dicendo, Azouz, mi sono permesso di aprire le linee per vedere se qualcuno vuole farti qualche domanda in questi pochi minuti che ci rimangono. 02 66 20 35 29 oppure SMS WhatsApp al 346 64 27 756. Intanto io ti chiedo un'altra cosa. Tu sei stato espulso dall'Italia, sta per scadere il tempo della tua espulsione. Come stanno le cose da questo punto di vista? Non si sa ancora. Non si sa ancora niente. Quindi vedremo, perché più o meno è passato il periodo che ti è stato comminato, diciamo così, no? Ancora non è concluso, però siamo lì, vedremo. Insomma, intanto c'è una telefonata e noi la passiamo al volo. Pronto? Pronto, sì, sono Ermanna. Io posso dire che da quando è successa la cosa, tutti noi di casa eravamo convintissimi che non fossero stati loro, perché era talmente una cosa atroce, talmente, e una persona sola o perlomeno due persone così sempliciotte, poi sentendo le loro dichiarazioni si capiva chiaramente che questi qua stavano, insomma, non c'erano proprio anche di melone, perché fare una dichiarazione del genere era troppo fuori dalla normalità, ecco. Per cui sono convintissima che sia giusto riaprire il caso e che Azouz, se guardasse nelle sue amicizie, con tutta probabilità troverebbe qualcosa. Va bene. Allora, Azouz, questa telefonata ci dà modo di affrontare un'altra questione. Perché? Allora, ricordiamolo. Intanto io me lo ricordo benissimo, perché la mattina dopo la strage ero in rassegna stampa come tutti i giorni e vedo i giornali che, come tutti sanno, dicono è stato il marito di una delle vittime, cioè di Raffaella, cioè tu, a fare la strage, no? E se non è stato lui, sarà stato qualcuno intorno all'ambiente che gli circolava intorno. Ecco, allora diciamo una volta per tutte questa storia, ma il modo di chiarirla, di dire la tua su questo punto. Prima di tutto io per ben 2 volte sono stato in carcere per niente, per un reato che non ho fatto, ma chiudiamo questa parentesi. Un'altra cosa è stato un litigio, che chiariamo benissimo che è stato un litigio normale tra i carcerati, un litigio normale. Io non c'entro nulla col mondo di cui loro mi accusano. Io non ho mai centrato nulla di questo mondo qua. Se secondo voi io c'entrassi io con questa vicenda qua, quali sono i miei interessi di aprire il caso? Appunto, mi sembra elementare. Quali sono i miei interessi? Mi sembra elementare, questo ragionamento l'avevo fatto ancora prima che lo facessi tu, perché mi sembra di logica base. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Marita di Renate. Buongiorno. A me è rimasta impressa una cosa. Quando è successo il fatto di Erba,
si vede la scena, voi osservate bene il registrato, il documentario, quando arrivano Olindo e Rosa da McDonald's, che erano stati a Como, arrivano e si vedono tutta questa marea di gente e lei si avvicina a un pompiere e gli chiede cos'era successo. Allora, se uno fa un massacro del genere rimane sfinito sia fisicamente che psicologicamente, quindi loro avevano un'aria spensierata e meravigliata per tutta la gente che c'era lì e si chiedevano che cosa fosse accaduto. Andate a vedervi quel filmato lì all'inizio. Vi saluto, buona giornata. Ma come sappiamo loro erano due attori straordinari, perché hanno fatto una messa in scena praticamente perfetta, da Robert De Niro e Meryl Streep, diciamo così. Ci sono molti altri messaggi che dicono non è possibile, sono sempre più dell'idea che solo un malato di mente possa credere che quei due abbiano commesso la strage, scrive Lorenzo. Luigi, nel caso ci fosse una revisione del processo e eventuali scarcerati, il risarcimento non esiste, si sono messi nei guai da soli, è un altro discorso. Comunque, se c'è una telefonata la questo passiamo. È vero. Questo è vero. Questo è verissimo. Se loro fossero dichiarati innocenti non avrebbero probabilmente diritto per il discorso dell'autocalunnia, allora a quel punto. Ma non solo, non solo. Adesso, anche senza arrivare a quello, nel caso dell'omicidio di Perugia mi pare che anche Meredith Kercher e il suo compagno dell'epoca, seppur dichiarati innocenti in appello, non hanno avuto diritto al risarcimento perché avevano comunque sviato le indagini. Allora, un'altra telefonata, qualche minuto ancora ce l'abbiamo, pronto? Sì, pronto Giulio, sono Walter, buongiorno a te, avvocato, e anche a Marzucca. Nulla, più che dare supporto a Marzucca c'è poco da fare, ma l'altra cosa che mi domando, ma un algoritmo studiato da un bambino dell'asilo arriverebbe alla conclusione logica di questo caso oppure no? Bravo, sì. Questa è una bella domanda. Sì, è una bella domanda. Sì, ci arriverebbe. È quello che abbiamo tentato di fare qui, invece, nella memoria a firma mia, ovviamente come memoria difensiva, abbiamo preso 3 elementi di prova, i più semplici e quelli legati al ragionamento indiziario, che è quello più logico, più stringente, sono stati sottoposti, diciamo, a un algoritmo e i risultati sono evidenti. Allora, scrive un altro ascoltatore, Arturo, paradossale che il comandante dei carabinieri di Erba Gallorini l'hanno anche premiato. Raul da Cesano, cosa ci può dire Azuzza sulla presunta eredità di Raffaella? Umanamente sono con Azuz Marzuc, che è una vittima, scrive ancora Fabio via WhatsApp. Una telefonata e poi chiudiamo e lasciamo la parola in conclusiva ad Azuz Marzuc. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ascolti, io voglio ritornare indietro al momento del primo processo, quando non era ancora stata fatta la sentenza, sì, dove quando il signor Frigerio si risvegliò un attimo e che fu interrogato all'inizio, che diede dei dati, sì, di chi era l'aggressore, e fu fatto un disegno di un viso. Io l'ho visto sulla televisione locale, l'ho visto questo disegno, un identikit. E questo identikit non aveva i lineamenti occidentali europei. Io me lo ricordo benissimo ancora, ce l'ho davanti agli occhi, era un viso arabo, diciamo. Questo disegno non l'ha mai visto nessuno, non l'hanno più guardato, cioè questo è come una conferma che lui all'inizio diede una versione diversa a quella che dopo diventò Olindo. Sì, è molto chiaro che lui risulta dagli atti, anzi fa scrivere dal suo avvocato proprio di andare a cercare in un determinato ambiente ad aggiunta rispetto ai dati che lui ricorda. Comunque la persona è sconosciuta e totalmente diversa rispetto a Olindo. Azuz, lascio a te di concludere e la parola finale all'avvocato, a Luca Dauria. Ti ringrazio, queste le mie parole, ti ringrazio per il sostegno, per avermi invitato, per tutto il resto. Spero mi appellerò, come è caduta la linea, mi appellerò ai giudici che avranno in mano questo atto qua che abbiamo depositato ieri, che guardano soltanto se
è toccato, non lo auguro a nessuno, ma ha toccato a lui proprio come persona, cosa farebbe lui al mio posto. Solo questo è il mio appello, di comportarsi da umani, punto e basta, guardare il lato umano con tutto, e poi da lì inizia a leggere le carte. Sì, perché qui il lato umano è confortato da tanti elementi. Voi 17 ne elencate e sono tanti elementi di fatto che confortano tutti i dubbi. Il lato umano sta nel fatto di dire vogliamo la verità, punto e basta, una verità vera su una cosa così atroce. Intanto io ti ringrazio Azuz. Ci risentiamo comunque, ci risentiamo perché credo che la cosa non finisca qua. Ciao Zuz. Allora, Luca, Dauria, il lato umano. Sì, anche quello giuridico ci vorrebbe. Qua il lato umano e il lato giuridico però si nutrono, si corroborano. A dire la verità, a me sembra di un'evidenza palmare che qua ci siano dei dubbi, no? Sono evidenti a tutti. Ora, il problema è, in questa fase della vicenda, questi dubbi, che non è che li abbiamo visti solo noi, li abbiamo visti tanti ormai, questi dubbi sono tali da poter portare a quello che poi alla fine si chiede, cioè alla proposizione di un'istanza di revisione anche solo per frode processuale e alla giustizia. Allora, non ti chiedo una previsione da Rusty? No, magari. Allora, diciamo questo: tutti i processi lasciano qualcuno scontento per la ricostruzione. Nessun processo è talmente pieno di anomalie, dubbi, aporie, come le ha chiamate la Cassazione, come questo. Cioè, l'unicum veramente di questa vicenda processuale è che non sta in piedi una virgola, il che a mio avviso non aiuta per nulla, perché sono talmente, qui abbiamo indicato 17 temi di prova, ma potevano essere 170, perché non c'è niente che è come sembra, non c'è niente che è come sembra, ed è evidente che dopo 3 gradi di giudizio e la sentenza passata in giudicato è molto difficile dire è tutto sbagliato. E allora l'idea di questo atto è quella di partire dalla cosa più semplice, quella che dicono tutti, ma questi due hanno confessato, no? E allora, se questi due hanno confessato, vediamo come hanno confessato. Poi, una volta dimostrato che queste confessioni sono non veritiere, esattamente come ha detto la sentenza di assise d'appello, dopo si può aprire qualsiasi strada, non è neanche compito, voglio dire, della persona offesa, semmai può essere interesse e compito del difensore dei condannati andare oltre, no? Questo è semplicemente un dire, come direbbe Azuz, dal punto di vista umano un grido di dolore, e dal punto di vista giuridico un grido di dolore sul rispetto delle norme giuridiche di valutazione della prova. Allora, Luca, magari riparliamo un'altra volta più in dettaglio di entrambi gli atti, cioè della richiesta formale di assunzione di prove e del ragionamento a fianco, della nota a fianco che tu hai fatto, che introduce la questione dell'algoritmo e anche dei percorsi cerebrali elementari intorno a una vicenda del genere, no? Perché sono interessanti. Ne riparliamo magari settimana prossima, in un'altra occasione, con più calma, dedicandoci solo a questo. Intanto grazie anche a Luca Dauria e grazie. Un saluto a tutti. Ma Onda Libera prosegue naturalmente con altri ospiti, con Antonio Verna in studio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove.
Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. PL, ribentornati in diretta, in collegamento telefonico. Ringrazio, non sentivamo da molto, il deputato della Lega Carlo Piastra. Ciao Carlo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere. Ecco Carlo, non ti sentivamo da tantissimo, almeno io non ti sentivo da molto, sono contento che oggi riesco a sentirti. Allora, mi siete mancati. Anche perché Carlo, tu sei stato uno dei primi che abbiamo sentito dall'inizio di questa legislatura, quindi insomma hai aperto tu le porte di queste interviste. Allora Carlo, incominciamo. Mi sono novato. Incominciamo subito. Tu fai parte della commissione per quanto riguarda insomma il regionalismo, no? L'autonomia, e proprio l'altro giorno ci sono state le audizioni del governatore Zaia e Fontana alla Camera, o meglio nella tua commissione. Raccontaci un po' a che punto siamo e cosa potrebbe cambiare appunto con l'autonomia. Guarda, allora la situazione è questa: siamo partiti in Commissione Affari Regionali con un'indagine conoscitiva proprio sul discorso dell'autonomia, perché in questa maniera siamo finalmente entrati nel vivo di quella che è una discussione fondamentale in proprio tutta quella che sarà la struttura del paese, perché ricordiamo che quello che stiamo facendo noi, ovviamente partendo dalla volontà dell'elettorato, quindi in Veneto e Lombardia in particolare, dove i cittadini si sono espressi, e quindi quando i cittadini si esprimono con un referendum è sempre qualcosa di positivo, perché la parola spetta a tutti i cittadini, a tutti noi, per decidere sulle questioni. Quindi finalmente siamo entrati nel merito, abbiamo cominciato a analizzare un po' quelle che sono le varie istanze, le varie analisi. Zaia e Fontana sono stati due leoni letteralmente in commissione, in cui hanno spiegato molto bene qual è la situazione, qual è la volontà, quindi quanto sia importante per i cittadini di Veneto e di Lombardia per riuscire a ottenere la libertà anche di poter gestire in maniera virtuosa le proprie risorse e la propria economia, naturalmente nel rispetto di quella che è l'unità dello Stato, anche perché molte delle osservazioni che provengono ovviamente dai partiti di opposizione sia quella di mettere in difficoltà quella che è la situazione di alcune regioni del sud che sono un pochino più indietro. Invece credo che siano stati molto bravi i nostri governatori a spiegare chiaramente che l'autonomia di Veneto, Lombardia e anche di Emilia Romagna, che l'ha chiesta in maniera differente, con meno competenze e senza passare dai cittadini, ma in Emilia Romagna ancora, almeno fino alla fine dell'anno, c'è purtroppo il Partito Democratico al governo, però insomma ha fatto un bel gesto, perché anche l'Emilia Romagna ha chiesto, si è unita a questo percorso di richiesta di competenze in proprio rispetto allo Stato, e quindi in questa maniera c'è stata una bella immagine, diciamo così, un bel percorso insieme di queste tre regioni che oggi arrivano a poter finalmente discutere col governo una trattativa che vada nella direzione positiva, ovvero quella di portare avanti le istanze dei territori e dei cittadini. Quindi il trasferimento, poi tra l'altro parliamo di un percorso che ha tanti anni, perché la modifica del titolo V della Costituzione, che fu approvato e ratificato con un referendum costituzionale a ottobre del 2001, fu il primo quando venne appunto data alle regioni la gestione della sanità. Ecco, e da lì in avanti è un percorso che si sta sviluppando, quindi un percorso inesplorato che oggi arriva nella Commissione Affari Regionali per andare avanti in una direzione, ovviamente in collaborazione con il governo, che vada appunto nella più piena e totale autonomia delle risorse nel territorio. Senti Carlo, per quanto riguarda invece la data del 26 maggio, no? Il 26 maggio ci sono le elezioni europee, cosa cambierà secondo te in Italia e in Europa dopo questa fatidica data? Ecco. Ma cambierà secondo me moltissimo, perché quello che ovviamente ci aspettiamo è un grande risultato per la Lega, che in assoluto è stato il partito che più di ogni altro ha sempre denunciato certe imposizioni che provenivano da Bruxelles, ma non perché ci fosse una linea anti-Europa, perché l'Europa ha anche tanti aspetti ovviamente positivi, ma perché è evidente la perdita di sovranità del nostro territorio, del nostro Stato e di tutti noi cittadini delle nostre regioni, delle varie regioni, c'è proprio una perdita di sovranità, e questo ovviamente ha cambiato molto l'assetto anche delle decisioni europee. Non voglio citare quelle che Matteo spesso ha citato come le misure delle vongole, piuttosto che la tossicità di alcuni formaggi che invece sono squisiti
ricette buonissime che sono prodotti tipici del territorio, che nascono da una tradizione anche di cultura lavorativa e professionale che noi abbiamo costruito negli anni nel nostro paese con le nostre varie diversità. Sì. Però queste cose a Bruxelles non vengono capite, perché sono territori che anche hanno ci sono stati che hanno diverse sensibilità, diverse sensazioni su vari argomenti, e non è una ci ha abituato queste commissioni in Unione Europea a ascoltare poco i desideri dei cittadini e quindi a perdere un po' il contatto con i territori, e da questo punto di vista per la prima volta dal 26 maggio io credo che i cittadini abbiano la possibilità di far tornare le proprie istanze direttamente in Unione Europea. Purtroppo le europee sono sempre state viste come elezioni di secondaria importanza, invece credo sia palese, e soprattutto anche grazie alla Lega, quanto invece l'Unione Europea incida anche in maniera pesante sulle decisioni all'interno degli Stati membri, e quindi da questo punto di vista credo che sia importante che i cittadini il 26 maggio vadano a votare e capiscano quanto possa essere importante questa azione, in cui vedrà la Lega essere uno dei primi o il primo partito d'Europa. Quindi a maggior ragione per noi è fondamentale che tutti vadano a votare, che ovviamente perché si può fare la differenza, è un passo importante. Senti Carlo, per quanto riguarda invece, sempre diamo uno sguardo al mondo, all'Europa, in Libia, no? Che cosa sta succedendo? Quali sono i motivi di questi ultimi giorni di caos lì? Ma guarda, io personalmente credo che ci sia purtroppo una situazione che va avanti da quando si è creata un'instabilità in Libia, e che abbiamo pagato poi noi in particolare come Italia. Siamo vicini alla Libia, quindi per mille ragioni anche economiche abbiamo sempre avuto un rapporto privilegiato con la Libia. Purtroppo qualcuno anni fa destabilizzò un po' la situazione libica, e credo, insomma la sensazione è forte che siano stati motivi di natura più economica che di aiuto verso la cittadinanza locale, la cittadinanza dei territori. Io ho l'impressione che anche questa volta ci sia questo rischio. Qui bisogna ragionare in termini di pace, non di guerra, bisogna ascoltare le istanze dei vari lati che oggi si conteggiano, perché sembra che non siano soltanto due, ma siano più di due fronti che dialogano e che vogliono, o che dialogano in maniera arcigna, in maniera pesante, e quindi da questo punto di vista credo sia importante riportare la calma, riportare l'attenzione. Noi ovviamente, grazie al lavoro del Ministro dell'Interno Salvini, abbiamo comunque gestito la situazione anche del traffico dei migranti, che poi anche in qualche maniera sono collegate alla situazione di instabilità libica in maniera egregia, e il 90% degli sbarchi sono stati bloccati, e quindi da questo punto di vista il nostro lavoro, i nostri confini sarà comunque totale, sarà comunque continuo e costante. Abbiamo detto del 90% degli sbarchi, ma è evidente che una situazione di instabilità in Libia possa mettere in difficoltà tutte le varie situazioni internazionali che ad oggi sussistono. Quindi è importante a maggior ragione cercare di trovare una soluzione pacifica, perché la guerra ha dimostrato, e soprattutto quando spinta da un punto di vista economico, non ha portato grandi risultati. Perfetto. Senti Carlo, il 31 ottobre un'altra data della storia della Brexit, no? Quindi secondo te che altro succederà dopo il 31 ottobre? Ma anche qui si collega bene al discorso dell'Unione Europea, perché oggi i cittadini il 26 maggio della Gran Bretagna andranno a votare per il Parlamento europeo, quando probabilmente a fine anno ne usciranno. Quindi anche qui l'ennesima anomalia di Bruxelles e di Strasburgo, che giocano una partita sulla pelle dei cittadini della Gran Bretagna che è piuttosto pesante. Quando votano i cittadini è sempre qualcosa di positivo, e in Gran Bretagna avevano votato per l'uscita dall'Unione Europea. Ecco, forzare nei tavoli le discussioni da un versante o dall'altro, perché poi dopo il rischio è sempre che qualcuno da entrambi i lati cerchi di approfittare o cerchi di mettersi in difficoltà. Invece io credo che poi a pagare sono sempre anche in questo caso i cittadini. Invece io credo che ci sia una grande possibilità, un grande esercizio di democrazia da parte dei cittadini della Gran Bretagna, che si sono espressi. Bruxelles deve fare tutto il possibile per dare una mano alla Gran Bretagna, per poter in qualche maniera
anche uscire bene dall'Unione Europea, e quindi da questo punto di vista partire per una nuova anche concetto, ripeto, di Unione Europea che parte dai cittadini e dalle volontà dei cittadini e non sia solamente dei cittadini che hanno dei palazzi. Benissimo, allora Carlo, io ti ringrazio per essere stato qui con noi questo venerdì mattina, non sparire, ci sentiamo prestissimo in radio. Va bene, molto volentieri. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, ciao. Allora ringraziamo Carlo Piastra, deputato della Lega, e ripristiniamo il consueto appuntamento con il venerdì con il vicepresidente della Commissione Finanze alla Camera, il deputato della Lega Alberto Gusmeroli. Ciao Alberto, buongiorno. Non c'è Alberto, è caduta la linea, cerchiamo di recuperare il collegamento con Alberto Gusmeroli. Guardiamo le ultime notizie. Il ministro dell'Interno Salvini dice: se il Movimento 5 Stelle è leale non cambia il governo. La Lega amministra bene nei territori, vedremo nei prossimi mesi. Se tutti mantengono i patti non cambia nulla. Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto al GR1 ad una domanda sullo stato di salute del governo. La Lega ha poi aggiunto: amministra bene tante regioni e comuni, e se i 5 Stelle continueranno a mantenere la parola il problema non si pone, vedremo nei prossimi mesi, ha concluso il ministro Matteo Salvini. Guardiamo adesso un'altra notizia: tiri in fiamme, riaperta la 1 a Barberino. Poi un'altra notizia di cronaca: a Milano gli sparano alla testa in strada a Milano, è grave, 2 persone a bordo di uno scooter hanno affiancato la macchina della vittima. Andiamo adesso a guardare la pagina Facebook del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Guardiamo dalla pagina Facebook, vediamo se riesce ad ripristinare il collegamento Roberto Colombo in regia. Allora, il ministro Salvini ha scritto 17 minuti fa: premio Darwin 2019 per gli spacciatori immigrati che a Bologna si fanno il selfie davanti all'auto della polizia con un mazzo di banconote, forse per pagarci le pensioni, puntini puntini, a casa. Tolleranza zero, scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Vediamo se dalla regia Roberto mi dà l'ok, quasi ok. E ancora il ministro scrive: portavano in Italia clandestini africani e falsificavano documenti. La Polizia di Stato ha sgominato un gruppo di ghanesi che da Pordenone chiedevano 6.000 euro per ogni immigrato irregolare desideroso di arrivare nel nostro paese. È l'ennesima dimostrazione che l'immigrazione illegale disordinata è un business da sradicare grazie agli inquirenti e alle forze dell'ordine. Allora, abbiamo finalmente con noi Alberto Gusmeroli. Buongiorno Alberto. Buongiorno carissimi, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Allora, carissimo Alberto, raccontaci un po' questa settimana, che settimana impegnativa è stata alla Camera e nella tua commissione. Assolutamente, sì. Diciamo ormai ti vediamo sempre in televisione, Sky TG, ovunque. No, perché i temi economici purtroppo sono di attualità, quindi anche per quello. No, questa settimana è stata una settimana intensissima perché abbiamo chiuso il decreto, il disegno di legge Rocco Gusmeroli e tutti i componenti della Commissione Finanze sulla semplificazione fiscale e contabile e lo stimolo all'inizio di nuove attività. E lunedì c'è la discussione in aula, penso martedì, mercoledì lo votiamo, ed è il primo progetto di semplificazione che si riesce a portare a casa in una trentina d'anni, quindi c'è grande soddisfazione. È un progetto di legge parlamentare, Lega 5 Stelle, che ho seguito io direttamente perché sono contestatario, ma grazie anche a un apporto eccezionale del sottosegretario all'economia Massimo Bitonci, che ci ha seguito tutti i giorni. Sta settimana abbiamo vissuto in simbiosi,
Ieri abbiamo approvata e adesso lunedì siamo in aula, io seguirò passo passo, ci sono ancora degli emendamenti che approveremo per migliorare il testo, però è veramente un bel progetto di legge. All'interno ci sono cose di buon senso, peraltro, di semplificazione, posso citare alcune. Non si stampa più nessun registro contabile, che sembra quasi la normalità, però in Italia non è così, cioè tutte le contabilità devono essere stampate, conservate per anni, quindi non si stampa più nulla e soprattutto si archivia come si vuole, cioè non si dice, perché a volte quando non si stampa qualcosa tipo la fattura elettronica poi ti dicono stampi il triplo e ti fanno archiviare come vogliono loro e quindi alla fine diventa una penalizzazione. Qui invece è proprio molto semplice, non si stampa più nulla e si archivia come si vuole. Vuoi archiviare in PDF, vuoi tenerlo su un USB, fai come vuoi. Basta che il giorno che avessi mai una verifica puoi stampare. E poi c'è una bellissima norma che ho portato da Arona, che praticamente è lo stimolo alla riapertura dei negozi chiusi nei centri inferiori a 20.000 abitanti. Quindi cosa comporta questa norma? L'abbiamo applicata noi ad Arona 4 anni fa, l'ho presa pari, l'ho inserita in questo progetto di legge. Sostanzialmente dice: chi riapre dei negozi chiusi da oltre 6 mesi, comuni inferiori a 20.000 abitanti, avrà restituite tutte le tasse comunali per 4 anni. Questo è veramente forse la prima volta che si stimola la riapertura dei negozi di vicinato e quindi un po' per affrontare la sfida della concorrenza dei centri commerciali e della vendita online. Questo vale per i commercianti come per gli artigiani. Alberto, programma del weekend ad Arona, quali sono gli eventi di questo weekend? Noi ogni giorno c'è qualcosa e da lunedì invito tutti, no, da lunedì no, ma magari da mercoledì o giovedì, invito a venire a visitare ad Arona perché troverete un'altra città. Non vi dico nulla perché la riempiremo di ve lo diremo mercoledì quando vedrete le foto su internet, social, che sarà una roba spettacolare. Penso di fiori, di giardini. Vedrete, ma rimarranno tutti. Prima di Pasqua Arona sarà un'altra città, quindi allora poi ci risentiamo. A trovare. Senti Alberto, proprio una piccola battuta perché purtroppo siamo quasi in chiusura, no? È intervenuto Moscovici, ha detto che l'Italia non è in recessione ma in stagnazione. Tu come commenti? Allora, se se ne stava zitto, visto che lo spread aveva iniziato basso a 2,38, non soffrivamo, ecco, quindi potrei dire che, perché non parla della Francia, del suo paese, che non è messo meglio dell'Italia perché ha un rapporto debito-PIL del 100% contro il nostro 130%, d'accordo, noi siamo messi peggio, ma i francesi non sono messi che rispettano i parametri del 60%, sono a 100 e quindi hanno un bel debito pubblico anche loro. Anche loro non è che tiri l'economia, abbiamo visto che c'hanno tanta gente che soffre nelle piazze, quindi Moscovici sarebbe il caso che si cominciasse a occupare di temi che non sono d'Italia, questo è il mio parere. Va benissimo Alberto, allora purtroppo oggi dobbiamo salutarci, io ti auguro un buon weekend, mi raccomando aggiornaci per... complimenti ancora per la vostra trasmissione, sempre attenta al territorio. Grazie mille, ricordaci poi, ci risentiamo per la sorpresa. Prossima settimana. Benissimo. Speriamo l'approvazione di questa norma. Benissimo Alberto, allora grazie mille, buon proseguimento di giornata, buon weekend e buon lavoro. Grazie. Allora grazie a tutti per averci seguito, ci risentiamo dopo alle 13:10 con la trasmissione legata ai temi dell'agricoltura. Oggi parleremo di Vinitaly e adesso lascio lo spazio ai prossimi programmi.
Alle 14 irrompe il popolo su RPL. Alle 14 la voce del popolo si fa sentire. Potere al